Il coronavirus corre veloce in metà delle province del Veneto, dati preoccupanti a Padova. Per questo motivo l'azienda ospedaliera universitaria ha deciso di attivare un nuovo reparto di terapia subintensiva. La differenza è che nella fase più critica della pandemia i malati più gravi erano Covid. Adesso si cerca di salvaguardare i letti per i malati non Covid, dato che l'attività dell'ospedale, a differenza che durante la pandemia, è completamente ripresa. Quindi letti disponibili soprattutto per i pazienti post-chirurgici. Fra i ricoverati delle ultime ore ci sono soprattutto giovani, 5 sono ventenni o poco più che trentenni, e un under 40 non vaccinato ha inaugurato la nuova subintensiva padovana. Noi abbiamo appena aperto la nostra sezione e uno dei ricoverati ha 36 anni, quindi effettivamente certamente l'età si è abbassata, anche se come si legge in quest'ultimissimo periodo c'è stato anche un incremento di ricoveri tra le persone attorno ai 60 anni, ma l'età è sicuramente più bassa. Si confida sempre nella campagna vaccinale, ma le prospettive, non catastrofiche, non sono comunque troppo rassicuranti. Temo purtroppo un incremento ulteriore del numero di casi di ricoveri, anche se credo, immagino e spero che certamente non si arriverà alle condizioni dell'anno passato.